quello del caffè Chantal. Però che ne facevo pure la mossa? No, mia moglie la mossa non la sapo fare. Se non ce l'hai una mossa. Donna Titì, non pungete, la mia non è gelosia, la mia è... Malattia. Donna Titì, non pungete, donna Titì, non pungete. Mannaggia voi. Tanta volta l'avete detto che mi avete fatto pugno rotto. E per forza, e tu sei sempre così pezzo male, va? Tesse, per paga per nero. Tesse. E io senza fare niente non faccio sta. Io invece non prendo l'ago in mano nemmeno per dare un punto. Anche l'agofobia. Donna Titì, non era detto, quella è una sbirressa. Per forza, è la moglie dello spirito. Che sono sbirri? No, per fisito, guarda là. Ben detto. No, Titi, beata a te che tieni un marito così allegra. Ah sì, questo è vero. Scusa, ma io sto così bene, ho una bella professione, bella avviata, sono master, insomma, un ginecologo perfetto, tengo una bella moglie, bella e fedele, guardate, che voglio di più della vita, scusate, Peppino, le mogli sono come il pino, a te è toccata la moglie spumante. E a te? Oh, vinerà messa. Ma dice che sono troppo male che cazzo. No, ma dico io, ma chi non fa fa, dico esci un po', lo sai, non ti posso accompagnare perché i miei impegni professionali, ma esci, divertiti un po'. Ma perché non asciughi un po'? Sciogliete, Perché sono urbani. Ma mi dispiace che stai sempre a capo, vai a pigliare un po' d'aria. Io non me la mente niente, ma Non ti manca niente, a proposito di mancava, io non trovo il tuo portafoglio mio. Eppure sono convinto di averlo lasciato in coppa con motivi da Sanzelietto. me l'hai detto pure stamattina. E da Git che non l'ha già vista e non l'ha già pigliato. Chi sai da qua la stanza di letto se le scusa. No, questo non me lo permette, no. Io sono, guardate, io sono scherzoso, spiritoso, a ballerino, ma sulla fedeltà non bazziamo proprio. Sono un uomo fedele e non parliamo proprio. Questo ci mancherebbe. Sì. Signor, è venuta la pista una baronessa Fiore, dice che è una cosa urgente, sta giù. Già? Giù. Già. Già giù. Già giù. Signor, sta bascia. Hai detto che la baronessa deve duro e te è pronti, sto sta appicciando il motore. Ma senti che sta appicciando un po'. Hai detto che può fare un prezzo del motore appicciato. Vabbè, dici che mo viene Glielo subito. dico subito. Vabbè, questa è una scocciatura, non ci volevo proprio io. Adesso fanno figlio a me semi, sta Ma che ne sai, io marito vuole un figlio maschio, te ne sei femmina, e fin quando non può maschio, non si arrende. E facevano quarto per un gemellare, scusate, sei tutta assieme. Ma che se la E poi ci vuole ritrovo come dicevo tu, sai, io devo stare a posto. Vabbè, quando è domani ci vado? Ma tu sei fusto pazzo, Gennaro, quando è di mano. Ma quando mai va un attimo e va bene che so tra. No, ma stiamo a voce, no, tanto bene, stiamo divertendo così Ma bene. tu che stai dicendo? No, io non posso proprio pensare che lavora e sta soffrendo e noi stiamo qua a mangiare bene. No, tu ci vai, no. A me non me ne porto perché vado domani e basta. No, Gennaro, no, tu c'hai mo, non ce la faccio. No, ma non ci va, che basta. E fallo per me. Non ci va, che? E diamma, io non mi fiderò a pensare che lavora e sta soffrendo. Fallo per me. Ma ti fa proprio piacere, si parla. A me fa piacere. Vabbè, si fa piacere a te, fa piacere pure a me, Però è meglio che vada domani, No, Gennaro, ci hai mo. Ma sei tu che mi mandi perché io volessi stare qua, No, non ti preoccupare, Ma- vai, poi tu. Ma ti fa piacere proprio. A me fa piacere. Va, si fa piacere a te, fa piacere pure a me. Ci vado, ma solo perché me lo dici tu. Solo perché me lo poi dici vai te. a pigliare un cappotto a borsa Ah, di brava, fiera. che bella moglie che tengo, pensa a tutto. Se non pensa a te, a chi pensa? Pensami, vai, adesso mi e tu a chi stai pensando, Peppino? Gennaro, sto pensando che a me non mi pensi di sciù. Ho capito. Dove vai? Ti vado a dare una prova d'amore. Ti vado a pigliare il cappotto con lei. Bravo, così si fa, poi. Vado pure, Titi, ci hai messo i cioccolatini nella tasca per caso? No, perché? No, se no ci mettevo io i biscottini a pucci. Ha visto come scotta? No, non mi preoccupate, che io non sto nervoso, non mi preoccupate, poi no.
dammi voi, ma io ti faccio tutto e poi tornate. Non vi preoccupate. Ho servizio, tu sei mia assistente, scusa. Cappotto. C'è caduta male, c'è caduta male. Dille come parlo, Passerottina, no? Passerottina. Passerottina, dici? Micettina. Peppi, ma perché fai scena? Va buona. Buonasera. Ci vediamo domani mattina. Sì, non ti preoccupare, se devi restare fuori tutta la notte stai tranquillo per me. Non ti preoccupare. Marietta, vieni un poco vicino a me. Tu ti devi calmare un poco, tu sei troppo nervosa e non sta bene. Tu a Peppino lo tratti troppo male, ti devi calmare. Io lo tratto come si merita. E io capisco che esce sempre tra fastidio, però dai, calmati. Ma che calma, di chi sei scucciante, di Calma. Impossibile. Calma. Snervante. Calma. Assurdo. Calma. Titi, e quando lo vuoi sapere? Gli tengo una mano. Ma tu che stai dicendo? Una mano. Tu tieni una mano. Sì, signore, tengo una mano. La vita è breve, la tomba è nera, Titi. Gli voglio vivere, hai capito? Anzi, cosa che faccio? Visto che te l'ho detto. Ho scritto sul bigliettino, lo faccio venire qua. Tu sei pazza! Oh, no, ma che stai facendo? Faccio conoscere un bello simpaticone. Luisella? Luisella? Per piacere, porta questo all'indirizzo, subito. Va bene. Luisella, a me portami una camomilla bollente. Va bene. No. Ma tu ti devi calmare. Tu sei uscita pazza. Pazzo, felice. Titi, sai, puoi sapere come si chiama? Si chiama Giulio Rocca. E ci vediamo sempre a casa dell'amico suo, l'avvocato Callucci, Raffaele. Bello ruffiano di Stato. No. Marietta, Peppino è troppo un bravo uomo, non glielo puoi fare uno sgarro. Ma che bravo uomo, quello è un donnaiolo. Ma tu vuoi sapere che cosa trovo sempre nelle tasche? Che trovi? Lettere, fotografie e fazzoletti profumati alla violetta. Alla Violetta. Sì, signora, alla violetta. E tu lo sai che io uso solo profumi di lilla. Marietta, ma se quello Peppino non ti lascia mai da solo, scusami, quando esce solo per impegni professionali. Ma quali impegni professionali, bella scusa. Ma sì, chi lo sta sempre insieme a Gennarino mio. Quelli escono insieme e tornano insieme. E ci fregano insieme, Titina. No, ma Marietta, allora fammi stare calma. Fammi stare calma. Allora, Luisella, ci metti anche 20 gocce di valeriana dentro. Allora, tu hai detto che quando metti a posto i vestiti di Peppino senti sempre odore di violetta. Ma non c'entra niente. Anche io quando metto a posto i vestiti di Gennarino sento sempre odore di violetta. E tu la usi? No, io profumi non ne uso. E allora vedi come dico io? No. Allora, dobbiamo stare calmi, ma no, io adesso devo capire. Già capito? No, devo capire. E come vuoi fare? Non lo so, ci sto pensando. Signora Camomilla. Brava Marietta. Grazie. Senti una cosa, ci sta Giovanni? Sì. Me lo fai venire un attimo? Subito. Ma che vuoi fare, Titina? Tu lo metti come domestico? No, guarda, vai, stai, aspetta, non ti faccio vedere. È permesso? Ciao Giovanni. Buonasera signora, mi avete fatto chiamare? Senti una cosa, volevo sapere se nel palazzo dove abita l'amante di mio marito ci sta una modista. L'amante di vostro marito? Ma perché fai quella faccia dove lo accompagni sempre con la carrozza? Ma loro voi sapete? E che sono la prima moglie che sta per stare zitta? No, sai perché ci vorrei andare anche io da questa modista, però non mi volesse incontrare con essa. Chi lo quando ci va un martedì o giovedì? Veramente dipende signora. Questa settimana ci è andato tutti i giorni. Che è stato signora? Che è successo? Bollenda, Camomilla. È una momento bollente. Comunque non vi preoccupate, voi dovete essere superiori. Sì, io sono una donna superiore, Brava.
Comunque, al fatto che mi avete chiesto non ci ho fatto il formaggio. Kate. Il caso in italiano si dice formaggio, non ci ho fatto caso. Hai visto? Ti sei convinta? Quelli ogni tanto si inventano una chiamata urgente per farsi l'alibi, Titi. Proprio così, proprio così. Prendi il signore ogni volta che io pensavo, ma possibile nasce lo scopre la moglie, quello si vuole impiccare sopra l'albero. L'albero. Come avete detto? Ah, l'alibi. Come ho detto io? Cioè, io lo dicevo sempre, quando quello mi dice, Giovanni mi raccomando devi stare zitto, io dicevo, questo, io sono quello poco subito, ma non è che sono muto, Va bene, grazie Non Giovanni. serve niente? No, grazie. Arrivederci, con permesso, con permesso. Hai visto? Sei convinta? E come dico io? Tu hai visto? Tu hai sentito? No, bella mia. Tu non hai visto e non hai sentito ancora niente. Tu non sai che sono capace fai quando perdo la tramontana. Ma perché che fai? Porco! Delinquente! E io te l'avevo pure pregato. Vai da quella signora, sto soffrendo. E San Gennariello come si faceva pregare, fu un miracolo. Ci ha pigliato pure un cappotto, ce l'ha messo pure un foglio. Oh, no, Maria, mi serve una manta. Allora, aspetta, tu hai detto che vai con il tuo amante a casa di un amico suo, come si chiama? Cannucci, Raffaele. Come? Non c'è male. È sposato? A giorni. Te lo telefono? Sì, certo, te lo telefono. Ma che vuoi fare? Sei pazza, figlio? Pronto? Buonasera. Signor Carlucci, buonasera. Sono la segretaria del notaio Sanguetti. Il notaio ha da comunicarle una cosa importantissima. Si tratta di un'eredità. Come? Tra 10 minuti? Sì, al ponte di Chiaia numero 10. Va bene, vi aspettiamo. Maria, tra 10 minuti tenga una manta pulita. Vieni qua. Io ti voglio mettere in guardia, però. Vada a non piangere mai davanti all'avvocato. Perché? Chi l'ha avuto uno shock quando era ragazzo? E mo era una malattia, come già dici, sessuale, nel senso che Achille, quando vede una femmina che chiama non ci vede più. Se eccita e la tomba in cuore. Ma veramente? Così. Pensa che prima di andare al cimitero, per evitare di incontrare una vedova che sta chiagnendo. Pure un capo cimitero? Mamma mia. Una volta io stavo a casa sua perché tu sai, quell'amico di Giulio, Giulio non arrivava. Io piangevo dalla rabbia, chi non mi stava su un balnacuolo. Pure a te. Ma non faccia nessuno, E che si fa con me allora? Buona. Signor, fuori ci sta un signore. Ah, sì, falla entrare. Sarà visto? Prego, accomodate. E com'è bella. Giulio! Buonasera. Lui è Giulio. Sì. Giulio, ti presento la mia migliore amica, la signora Sanguetti. Buonasera. Io sono la signora Sanguetti. Ma che bello giovane che ha sito. A me mi piace assai, è bello guagliuna. E poi siete un amante. Vedi, ma sei impazzita. A me mi piace assai. Veramente? Gli amanti. Adesso ne aspetto uno anche io. Mio marito dice che io sono Penelope. Io sono una spumante. Sì, voglio essere civetta. Titina. Boom! Il tappo esplode. Mio marito dice che io sono Cleopatra. Io. Mio marito dice che io sono Poppea. Io. Agua Poppea. Ma agua Cleopatra. Io sono Messalina. Povera signora, ma la curano almeno. Devi pigliare un pazze. Non ti preoccupare. Poi ti racconto, fate l'uomo. Ma comunque ti voglio dire una cosa. Sta salendo l'amico tuo, Raffaele Carlucci. Raffaele. Tu non ti meravigliare di niente, poi ti spiego tutto, vai. Signora, dove sta?
È andato un attimo di là. Perché fuori c'è un signore che ha cerco padrone, è stato per forza con il signore notaio. Sì, prego, fai salire. Caro Giulio, e tu stai qua, stai? Buonasera signora. Vabbè, tu da via così elegante. Finalmente va a parola. E dopo ci sarà un grande ricevimento. Sì, ma qua, che sei venuto a fare? Ma mi hanno chiamato un certo notaio Sanguetti, dice che mi hanno parlato in eredità. A proposito, sapessi qualche cosa? Io non so proprio niente. Sì, è andato di là, andava a prendere il caffè, adesso viene. E voi com'è che state qua? Noi siamo grandi amici e siamo qui per una visita. E siccome tu passi la nottata fuori casa, come al solito, se non ti dispiace, ce ne andiamo a casa tua. Ah, birbante, volete approfittare? Andate. Tanto queste sono le ultime volte. Poi mi sposo e a casa mia non potete venire più. Già, il vecchio scopolone finalmente ha capitolato. Ma non si tratta di capitolare, sono stato in circostanza, amico mio. Penso che la famiglia di mamma era di vita lunga. Mio padre teneva due suocere, la suocera madre e la suocera nonna. Tanto è vero che io mi volevo sposare un orfanello di Pompei, no? Un figlio presso. Poi mi innamorai della mia fidanzata, ma giurai che non mi scusavo se prima non voleva la mamma. Lei quando si dice un destino è morta l'anno passato a 102 anni. Raffa, ma su questo dirlo mi pare un poco stretto. E se capisci che l'animale non lo sarto lo facete già stretti 5 anni fa. Poi mia suocera ebbe una broncopolmonite e campò altri 5 anni. Io nel frattempo mi sono ingrassato e non mi posso muovere se no si schiatto il vestito. E sai che Rosa, diciamo un salto buono, Raffa? Tanto buono, Arrivederci. Arrivederci signora, arrivederci. Poverino, poco si mi posso aspettare. Non mi posso aspettare, si schiatto, ma faccio. Buonasera, signor Carluccio. Signora, mi devo subito riprendere, mi dispiace, ma il cognome è Callucci, con la I. Mi sono stato sempre perseguitato per questo fatto, A quando stiamo a scuola, i compagni miei, o Callucci, mi fa male o Callucci, il cognome è Callucci, con la I. Io sono la signora Sanguetti. Tanto piacere, signora, tanto piacere, Porto marito tanto assai? No, ma mio marito non c'è. Non c'è, beh, Non ma hai c'è. fatto niente a fare qua. Avvocato Carlucci. Allora, signor, ma che lei lo dico catarra? No, perché? Ma mi pare un sornuto. No, è per farvi sentire che pronuncio bene la I. Quanto è bello, quanto è bello. Avvocato Carlucci. Signor, però come state facendo la doccia? Voi avete avuto una grande fortuna. Bravo, si tratta di milioni. Qualcosa che vale di più dei milioni. Madonna mi crede, una miniera d'oro. Di più, di più. Mamma mia, pozzi di petrolio. Di più, di più. Madonna mia, signor, vi facete una cosa, faccio aspettare. Non mi posso aspettare, il ciudato, fatta rete. No, non vi preoccupate, se no succede una catastrofe. Vabbè, allora parliamo di questi milioni, Avvocato Carlucci. Piano Si piano, tratta di un tesoro. Un tesoro. Sì, si tratta di... Si tratta di... Si tratta di... Sì. Si tratta di... Sì. Un tesoro! È un tesoro, ho capito, signore, si tratta di un tesoro, ma voi state facendo una paliata così. Avvocato Carlucci. Si Eh? tratta dell'onore di una donna. Dell'onore di una donna. Sposata. Ecco, c'ho capito, ho ereditato l'onore di una donna sposata. Io che c'è secco, ho ereditato l'onore di una donna sposata. E un tesoro addosso. Avvocato Carlucci. Qui non vi ha fatto venire mio marito. Ah no? Sono stata io! E perché? Il tesoro che pensate voi non esiste. Non esiste. Signor, magari oggi posso prima aprile qua. No, è il 17 novembre e ho scoperto che mio marito tiene un amante. Ma come? Io vi racconto tutta questa disgrazia e voi dite... E se capisci, sto ancora confuso, ho fatto il tesoro, cara, non piace Io niente. vi ho fatto venire qua, appositamente, per il tesoro.
Capite signori, io sono un avvocato ma non sono un matrimonialista. Che c'è questo? Come che c'entra signori? Avvocato, io mi devo vendicare. Ehi che faccio fatto? Ma no di voi, di mio marito. Ah? Lui mi tradisce Ah. e io ho deciso di fare altrettanto. E io ci deciso che mi già io. Avvocato, no, siete pazzi, non ci capite. Lui mi tradisce e poi pensate al tesoro. Sì, ho capito signori, tesoro, vostro marito vi tradisce, ma io che ci azzecco? Ma servono un momento una mano. Ah, non mi merda Sì, così. una cosa a cavolo, se no non lo faccio più. Ah, ci capite. Mi avevano parlato di voi proprio in quel momento Ah. e oggi pensate, mamma vigliacchi, sto. Ah, ho fatto una bella pensata. Sì. Però vi avverto, Ah. avvocato, io Sì. sono una donna onesta. E quindi non ho nessuna esperienza in tradimenti. Non saccio proprio come si fa. Ah. Fa tutto così. Ah, ci fa tutto così? Sì, volete avere voi. Ah. Ma che è che sta un zocco? Ehi! Vedi? Ah, la volpe assassina! No. Ah, tigre! No. Ah, il gatto con gli stivali! Sì, a me mi pare un cane arraggiato qua, ma che è? Però vi avverto, mio marito è molto geloso, per cui se vi trova potrebbe anche ammazzarvi. Ah, c'è sta pure questo! Si capisce, avvocato? Mio marito è come tutto l'uomo, può fa, ma non può essere fatto. Ah, signor, facete una cosa, andate dentro, mettetevi una bella pezza bagnata in fronte, pigliate una camomilla calda e giatevi a cucca. Io già da parola. Avvocato, ma non capisco, ma fosse lasciato pazzo. Io? Certo, ma come? Una donna per bene, onesta, carina, vi dice che voi non ne approfittate. Ma che razzo non siete? Ma busco pure questo. Ma come siete capitati annanzi all'occhio mio? Io, ma stiamo per fatto mio. Avvocato, ma non capite, mi tradisce. Dopo che io per lui ho dovuto sopportare anche il fatto del cognome. Sì, perché anche a me sanguetti. Allora? E no sanguetta. E tutti gridano volevano, signora sanguetta. Ma vi rendete conto? Abbiamo il fatto della in comune. Se no fossimo un palluccio e una sanguetta. Sai che bella apparata. Avvocato Ma Callucci. signora mia. Avvocato Callucci. Vi piace come vi ho chiamato? Signore, voi mi volete chiamare come volete voi. Callucci, Callucciello, Calle Trippa. Vai a già da parola. Sentite, ma quello che capita a me sono cose nuove. Ma perché che non capita a me, no? Ma io vi ripeto, sono una donna onesta. Ex para. Io ma stavo cercando piacere di questo genere e voi pensate a chi ha da parola. Come se a chi ha da parola fosse una cosa importante. Ma non è importante, io ho disfruttato 30 anni che morivo mia suocera. Ah, state buono, signore. Ma che è, signore? Ma che stanno, signore? No, signore, non mi dà non facete no, signore, ma mi pare che io non posso, mi capisco, signora. Che ci posso fare? Non mi sa piangere, signore. Signore, dai con un brutto difetto, Non signore. ci posso fare niente. Mica c'è i rubinetti davanti agli occhi. Ma se vuoi cagniti, non va che ci ho da parola. Sant'Anno, per tu, Sant'Anno. Signore, ma mi pare che io, Non ci posso fare niente. lo so, ma io si vede che la femmina è chiangere, capisco niente di più. Qui non devi da chiangere. E come me ne sente al candotto? Ma siete... C'era la puntata di Trevi. si dà puntata della mia. Ma siete infelici assai. Infelicissima. Ma come ci fa questo difetto? Come ci fa? Ah, signora Sanguetti! Come l'avete detto bene.
facciamo un gioco. Nata? Voi dite T e io dico C. E che gioco è? E facciamo noi vediamo. C, Non lo vado a colpa mia, però. C, Ti, C, ti, C. ti. Sembriamo due uccellini. Un pastoriana cardulella, come si bella, ma che animale, che imbecille. Ma chi? Oh, ma che questo? Guarda allora che me con me pure. Signora mia bella! Non già non Ti posso fare E niente. ditemi una cosa, Sì. mi volete ancora vendicare? Decisamente. E allora sono a vostra disposizione, vendichiamoci! Che è successo? Che è stato? Non sapevo se ti era troppo stretta! Ma che cosa? O caso, noi si è scusato tutto qua! Guardate la capata combinata, mannaggia a voi. Ma si dà così. Gli altri in ruota via. Oh, non sai voi, ma avete spura! Avvocato, ma voi come la vivono all'uomo? E che c'è? Quella era l'atmosfera, lo fatto! Ci pigliate per via. Tutte le crette, faccine di giù! Vabbè, allora iatela lì. Dopo detto ci sto pigiama, non ti davi la bolla. Ufficiamo il vostro marito! Ragazzi, sì. Ma io oggi ho da parola! Avvocato, facci campressa, venite non mi fa la toaglia. Luisella! Signora, avete chiamato? Luisella, vai a rindacchi la stanza, il signore che è venuto poco fa, se chiude a settare si è scusuto tutto cazzone, piglio cazzone e dacci 2 punti. Io non lo posso toccare manco un attimo all'anno, se no mi faccio come stando là. Va bene. Luisella! Dite. Non ti permettere di piangere! Che mi stai chiamando? E poi capisce, va. Posso dire sì? Ah già, bene, se non canso qualcuno di niente. Momento! Ma quanto è stupido? E c'ha ballare in qua. Ora, Avvocato! Vi aspetto! momento signora. Avvocato! Chi è tutto? Quando ci stanno per aspettare un cazzo Ecco fatto. come siete seducente! Seducetta. Sì! Ma che è? Senti dire. Profumati di violetta! Oh, ma quella Violetta, signori, pensa la fidanzata mica mi aspetti, non c'è da Ah, parola. aspettate avvocato, ma mi faccio una tagliagna, No, no, ma pure dire, ma pure dire. Come non ci sta? Signora, questo è un caso corso. Non ci sta! Non ci sta! Chi sta allora chi è se non ci sta, Ma che è? Tutto scusatemi Dora, ma si tratta di un caso urgente! Se non fate presto lo trovate morto! Ma chi? Un amico mio, stavamo cenando, mentre si mangiava il pesce creato una spina, tutto movito! Ma scusate, ma arroiate. Io sono io. Chi? Tutto movito, cioè perché sta succedendo? Ma io non sono mio, raga. Come non so niente? Come? No, scusate, quello mio marito a quest'ora si va sempre a coricare, ma adesso la faccio venire, non vi preoccupate. A me come non porta che si fa cuccò? Poi dice che mi buscano. Tutto, chi le sta volendo e chi le cade a cuccò, tutto. Tenga macchina a bascia puttone, vieni tu con me, mi raccomando. No, io con voi non vengo. Perché? Ci ha facito a mettere un vero colpo freno. Per ascoltare la mia ex mamma. Guardate sto filmato, guardate. Un filmato. Avvocato, non siete pazzo! Ma che politica, tutto Napoli viene a sapere che la signora Sanguetti viene una mano! Ma perché non posso essere un'amica di famiglia? Sì, levase singo cominciamo a guolle! E poi ho detto che voi siete il dottor Sanguetti e basta! Ma io c'ho da Non me parola! la porto, voi mi tenete un solo compito, rispettare l'onore di una donna! Ma voi va più cappotto in Madonna, comunità! ma io vero che non lo so fare, io che vado a fare Non pizza. m'arrangiate, La spina non ci aveva una volta e ci aveva l'altra. Non barato a fare l'unica, non vi preoccupate, Allora! Ma allora che coscienza professionale è mai questa? Chi le sta volendo e chi le sta da cuccare? Sì, Tutto chi le mora! Sì. Chi le mora? Sì. Chi le mora? Ah, ma da te! Fammi il tua morta!
mia, cuoricino. Che spavento. Mamma. Mamma mia, che spavento. È passato. Che spavento, mamma mia. Mi è rimasta come una cosa a Ma capo. poco meglio. Sì, lo può Bevete, mettere. bevete. Grazie, grazie. Ah, grazie, un sorso d'acqua anche a me. Sto tremando tutta quanta. E meno male che Pepi mio ci ha saputo fare. Che ho fatto? Ho tolto una spina. Ah, ma con una tale padronanza, una tale sveltezza. Manco fosse l'assistente di un dottorino. Vabbè. La spina stava sopra sopra. Esagerato, Oh, Pepi, guardate, io addirittura ho fatto la pelle d'oca. Sì, lo credo. Mamma mia, mio fratello tutto fuoco, è nato un piezze ghiaccio. Questione di carattere. Ah, sai, cuoricino, con la faccia tutta bianca non sembravi più tu. no, sto bene però. Ma a proposito, ma Cico che fine ha fatto? Ma che se non se l'è buttato proprio che io potevo morire? Cuoricino, ma cosa dici? Non è andato a chiamare un medico per te. Non medica, non medica. Oh, per una spina in canto chiamano un medico. E che diavolo, Cuoricino, ho detto medico, mica becchino. Oh, ma non ero quasi che chiamano un medico, scusa, per una spina, chiama. Cuoricino, dimmi un po', ti dovevo chiamare pescivendo? Ma dico io, un medico è esagerato, chiama. E se vede qualcuno che ci conosce, che figura facile. Non ho sentito che E chiamavano tu il hai medico. sentito Che buon amico. Invece di Animale. cretino. Da Giorgero. Struzzo. Ma che problema c'è? Una volta che arriva il dottore, lo paghiamo e se ne va. Vabbè, sembra così, ma non è così. Signorina, Concetto, il dite. signorino Svaldo chiede quando si vaccina. Ah, dite al signorino Svaldo che abbiamo degli ospiti a cena. E Clarina cosa dice? Facciamo cenare con noi? Allora, dice a Svaldo se vuole cenare con noi, altrimenti prepara di là in camera sua. Va bene. Ma scusa, ma per curiosità, ma chi è questo signorino Sbaldo? Ah, non te l'ho detto. No! Non gliel'ho detto. E ora te lo dico. È un cugino. È un cugino! È un cugino! Quasi un fratello. È quasi un fratello! Lo chiede da noi per un pochino di tempino. Oh scusa, e perché non vuole mangiare con noi? Ma perché lo schifa? Oh, cuoricino, ma cosa dici? Quello è un po', come dire... Proprio scema! No! È un mattacchione! Allora è scemo. Ma No. no, anzi, se vi dovesse dire qualcosa voi non fateci caso, perché te l'ho detto, è mattacchione! Battaglione! Va bene. Anzi, sai che cosa devi fare? Ora ti devi mettere di nuovo allegrino, cuoricino, perché appena torna Ciro ritorniamo di nuovo tutti a casa. Questo mi piace assai. Però presto perché si fa tardi. Pepi, mamma mia, ma che hai sempre la neve in tasca? Oh, devi indascere, ma vuoi dire la colla sotto ai piedi? Chi lo guarda bene che non se ne volesse più, guarda, sei incollato sopra la mantonella, no? Sei proprio incollato. Mi è pigliato mio pastore presente. Ma come spiritosa, hai visto? Ma come spiritosa? Oh, Pepe, la mia sorellina è tanto triste perché dice che voi non avete troppa simpatia per lei. Ma quando mai? Chi la va pazza per te? Ma per Penso sì. E parlate sempre voi e fate parlare un poco a lui. quella è timida, capito? Poi piano piano si scioglie e diventa più così. Lui si scioglie, se non si scioglie lui lo sciolgo io da là. E va bene, allora intanto che Pepe si scioglie andiamo di là in Bravo, cucina. bravo. Va bene? A tra pochino. Peppi, ma per piacere, Margherita, ma non può che
sangue di vero, sì, no? Sua nemica, in questo caso sua nemica. Ma va con una bella guaglione del cane. Spiegami tu perché mi devi portare qua sopra, perché mi devi trascinare qua? Ma dico io, qua nessuno ci conosce, siamo i fratelli. Allora ho passato un guaio, Sì. ho passato Ma un tu guaio. non si scordate che sei il mio assistente? E io come va a fare l'operazione? Io voglio bene a Marietta. Mamma mia, ma pure io voglio bene a mia moglie, ma qua stiamo qua, divertiamoci, ma quando è di mano se ne va? E intanto ti eri scordato il portafoglio nella camera di Evelina. E quella l'ha aperto. E mi sono spaventato? No, come voi vicino, hai dimenticato il portafoglio sul comodino. E io come c'è dire, ho visto il bigliettino del professore Sanguetti. Chi è il professore? Io come ho risposto? È il mio medico di fiducia. Peppi, la capa mi funziona. È proprio Mo mi devi spiegare, tu perché mi hai portato a casa? Io non sono di venire. Ma come mica mia moglie che va a fare l'operazione senza te? Gennà, qua ci vuole qualche santo che ci assista a tutte e due. Mammelo come stai per Gennà, tu sei un delinquente. E stiamoci accorti, e vedi tutte queste cose che stanno capitando. Sono segni del cielo, un bigliettino, la spinangana. Non so perché, ma mi senti scendere, non vuoi? Goppano ce lo Mamma mia, vuole. Peppi, ma io il t'adoro allora. Metti il caso morivi qua sopra, no? Scusa, Come ti portavo a casa? ma come tutta la Ma tu ci hai pensato a sti cose? Stiamoci accorti alla tragedia. Non c'è stata tragedia, è tutto organizzato e non ti preoccupare. E non ti preoccupare, stiamo a posto così. Gennaro, Poi divertiti. mamma, io penso che la povera Marietta che sta sola a casa. Ma scendo in casetto, abbiamo un piacere. Ce la faccio più, non ce la faccio più. Buonasera signori. Buonasera. Scusate se non vi ho salutato subito, ma stavo allenandomi e avrei perso la concentrazione. No. Sì, Dovete fare qualche gara? Sono il cugino delle padrone di casa, Osvaldo De Porto. È porto. Vi state allenando, eh? Dovete fare qualche gara? Stavo provando il colpo di Marafà, grande maestro d'armi. Sì, 1, 2, 3, tocco! Ma io mi stavo allenando. È normale che mi stavo allenando. La gara, che faccio i cari? No, Io tengo la faccia di uno per fare i cari. sì. Io ho la faccia di uno per fare i cari. Ma signori, io faccio solo fioretta all'ultimo sangue. No, io fioretta a sangue non mi piace. Guarda che io non scherziamo su delle cose che per me sono estremamente serie. Capisci? Io faccio il colpo di Marafà. Nulla è nobile come la lama del fioretto. Voi sapete come mangi? No, lo sai come mangi? Pasta e patate. Io non mangio la pasta e patate. No. No! Ma che dici? Passa e ceci. Io non mangio Passa e ceci. Pasta e cucuzzo. No. Mangiate pesce e spada. Ma che pesce e spada! Ma che vi mangiate? Io parlavo di cibo spirituale! Signori, io mangio pane! Il pane ve lo mangiate, l'avete detto voi. Io mangio pane e duelli! Si mangia pane e pesino. Dai, due bambinetto. Io sono una persona calma! Io sono tranquillo! Sì. Io sono una persona tranquilla! Sì. Falso! Io sono violento! Ma voi facete una capire che strano. Io sono tutto da una signora! Avevano sempre pensato! Io così faccio! Guarda. Io faccio! Io sono stato un anno dentro! In galera. Ma Ma come, Peppi? Ma dovete pensare che la mattina esco, vado in strada e vado a cercare di me scudo. E perché? Per battermi! No, che cattiveria. E trovate, sì, alla voglia. E purtroppo no. Come vai? Perché il mondo è pieno di nicchia.
ogni tanto si sta con qualche creatura, insomma fanno fischi, qualche rumore con la bocca. Fanno un pennacchio. Appunto, io non volevo usare questa ignobile parola. No, ma che si chiama proprio Ma che pennacchio? posso fare? Non posso mettere mai a spiegare con le creature. E non mi conviene, che li siamo usciti da crocchia noi, sapete che scagate Scendiamo tutti i giorni. non lo scendete più. Purtroppo però non... Ah, mi dispiace. Devo aspettare ancora qualche mesetto prima di poter camminare. Rovesciati, che Lascia. Lascia. Vieni lascia. Sì. Ah! Lasciare. No. Io mi trucco e mi travesto. Perché sono ricercato dalla polizia. niente bene. Io mi nascondo in questa casa perché un mese fa ho ferito mortalmente 2 fratelli. Sì. Tu avanza. E che hanno fatto questi due, lei? Così cattivi? Avevano... No, ma faccio capire tutto. Che avevano fatto questi due fratelli? Tirate la mano. No, No, ma da tirare la mano. Non tira, chi sto essere Oh, provocato? tira. Non tira. Tira. Guarda, con due mani. Forza. Non Tira. tira. Ehi, sto è figlio. Osce! Dio. Ma che l'avete fatta a Chilleruglia? Perché quelli avevano osato mandare 2 cestini di fiori con dei biglietti sentimentali alle mie cuginette Clara ed Emelina. Capite? Però scusate, un gestire di fiori è una cosa romantica, può darsi che poi seguiva una domanda di matrimonio. E volevano scusare. Sì, volevano scusare. Inorridite. Oh, inorridite. Grazie. Avete inorridito. Erano già sposati. Erano già Che sposati. mascalzone! Io mi sono vendicato con il colpo di mano fa. Sotto balzo. Però adesso mi devo soltare. Devo continuare il mio allenamento e me ne vado. Ci vediamo domani. Scusatemi, signor Portos, se dovreste riprendere a scendere la mattina, giusto bene, verso che ora scendete? Io sono una persona precisissima. Ci vediamo domani. 10:15, 11 magari, alle 11, 11 e mezza massimo. Ma che ci può mescolare? Sì, così mi sono proprio a casa. Quasi pronta! Ha detto qualche cosa? Ha detto qualche cosa? Ha detto qualche cosa? No? Ha detto qualche cosa? Ma no! Sentite che ha detto, ha sentito pure lei, vedi? Dopo ci penso io, poi ti suggerisci, andiamo, guarda che lui, guarda che lui, c'è. Guarda che luna. Vedi, ma sono appena le 11, ma Alle proprio 11 mi fate fare. Guarda che luna, guarda che luna, guarda che stelle, Guarda che luna, guarda guarda che stelle, luna, le stelle. Ma la fa un po'. La luna, le stelle. Allora, ma che cretino! Mamma mia! Si ritorna a tavola, si ritorna a tavola! andiamo che Ciro non è venuto ancora. Ma a dove avete mandato a chissà chiamato medico? Possibile tutto questo tempo? A Ponte di Cana numero E chi 10. deve mandare? Dove l'avete mandato? Al Ponte di Cana numero 10. E scusa, chi avete mandato a chiamare? Oh bella cuoricino, il tuo medico di fiducia, il dottor Sanguetti. Al dottor Sanguetti? A Ponte di Chiara numero 10? E ma dire mica un medico di fiducia? Ma come cuoricino, me l'hai detto tu? Io? Sì, ma non ti ricordi? No. Quando ho trovato il bigliettino del tuo portafoglino? Sì. Ma no, cuoricino! Quello non è il mio medico di fiducia, è il medico di fiducia di un amico mio che ha detto quando stai per passare guaio chiama a me, capite? Il temporale si avvicina. Questo dottor Sanguetti non viene.
Viene, viene! Non viene, non viene! Viene, viene! Non viene, non viene! Viene, viene! E ci scommettiamo che non viene! Scommettiamo che viene! E scommettiamo che non viene! E scommettiamo che E poi- viene! Il dottor Sanguetti! Ehi, Ma tu stai bene? so bene, a chi hai chiamato? Oh Gesù, il dottor Sanguetti, A come aiuto a pigliare? al ponte di Chiaia numero 10. Ma sei a casa, solo? Sì, a casa sua, che ci è voluto ma purtroppo. E perché? Quello stava andando a letto con la moglie. Quello Stava andando... Sì, Che stai dicendo? Fermi! Che stai dicendo? Che stai facendo? quello stava andando a letto con la moglie, quindi stava ancora col pigiama e Eh. non voleva venire giustamente perché si trovava di un po' in imbarazzo. E poi? E poi sta qua, lo faccio Sta qua, entrare. E sta qua, lo faccio entrare. E fallo entrare. Bello, bello, Dottore, bello. dottore! Mi sto funzionando, ma Prego, dottore! Eccolo qua! Ma prego! Buonasera. Scusate se mi presento così, ma se mi vestivo perdevo tempo. Siamo noi che vi preghiamo di scusarci. Scusateci, dottorino, se vi abbiamo disturbato a quest'ora. Figuratevi, questa è l'ora dove me ne vado a letto. Scusate, siccome vado di fretta, un paziente chi è? È lui, è Sono lui. io. Ah, siete voi? Che è successo? Mangiando il pesce e ingoiato una spina. E non siete morto. No! Strano. Avrei giurato che li trovavo morto. Oh, vedi, e perché? Ho impaziato. A spinangare. Che è mortale. Niente O si meno. muore o si cade. Ma siete proprio uno specialista. E siccome è stata una bellezza, non avete bisogno di me e io me ne vado. Allora, io sto. E com'è? E ma veniate così, com'è? Ma voi siete proprio sicuri di essere il dottor Sanguetti? Oh bella, sono sicura. E allora chi sono? Io chi sono? Se no, io qualche volta l'ho visto il dottor Sangue. Ma non ricordavo nada, ma ne Non mi stava così, come Ma no, mi avevi chiesto? È lui, quello stava andando a letto. No! Ma viene, Ma mannaggia! vi pazziate, ecco! Ehi! Vabbè, io me ne vado! Allora, dottore! Eia! E poi guarda qua, iamo! E dai! Sei una spinangante, ma proprio tutto da ma brucingante, Ecco pure da me! Facetemi una ricetta. Ma voi state bene! Ma tengo che mi brucingante qualche medicina per vedere come si toglie questo brucingante. Diciamo, ti vado a finire in galera, cavoli! Scusate, ma io nella fretta ho dimenticato la penna. La penna, Peppino, porta la penna al dottore. Prego. Qua, vedi? La carta intestata! Subito! intestata! Ce l'abbiamo, chi va alla farmacia, ci ups, come sa chi subito ci Ecco qua, Ma prego. siete forniti di tutto! Pozzo da via la carta per ogni venezia, ma la penna! La penna serve prima della carta, perché quando c'è un po' di... voi mettete la penna dentro e poi dopo usate la carta. Io mando in galera. Ecco qua! Arrivederci! Dottore! Dottore! Oh! E non vi abbiamo pagato! No, io ho fatto un voto, faccio la professione gratis! Arrivederci! Dottore! Oh! Non avete firmato la ricetta? Ah, firma, no, la firma non la so fare! È spiritoso, poco comico. Tutto firmato. Io non firmo! Tutto firmato. Io non firmo! Tutto firmato. Ebbene, io non firmo perché io non sono... La signora Sanguetti. Arriva, mi sono sciolto. Buonasera. Scusate se vi disturbo. Siccome fuori sta facendo il diluvio, ho portato il vestito a mio marito che è uscito in pigiama. Ah, grazie! Tutto bene? L'operazione è andata bene? Ah, non ce n'è stata bisogno. Ah, no. No, ero già spinato! Meno male. E tu che avevi tanta paura? Sì, metteva paura.
Cioè, voglio dire, si preoccupava per il paziente. Ah, invece non ce n'è stato bisogno, no. Ci ha pensato il mio cognatino Peppi. Quasi, cognato. Sarà il mio futuro marito. Bene, signore vostro cognato. Scusate, il paziente chi è? Ah, il paziente è il mio fidanzatino, Gennarino Bonomo. Scusate, è un piccolo capogiro. Scusate, lui è il vostro Fidanzato. E come si chiama? Gennarino Bonomo. Gennarino! E no, l'ho visto lì! Non l'ho visto quasi! Senti, sta lì nascosto! Ne prego, signor Bonomo! Facete avanti! Perché state là in disparte? Su! Venite avanti! Signora, ma io non sto in disparte. Io sto in osservazione. Ah, ho capito! E il signore lì è vostro fratello? Sì, nato un buon uomo con Mabuse. Sì. E invece voi siete il fidanzato della signorina. E voi siete la moglie del dottore? Sì. Che sa? No, anche. Ah, piacere. Mi presento. Un bello che non so manco come si chiama questo. Moglie, senti un poco, perché non ce ne andiamo e togliamo il fastidio? Ma come ce ne andiamo? Fuori sta facendo il diluvio. Non possiamo. È vero. Fuori sta diluviando, è meglio che restano qui. Anzi, perché non restate a cena? Veramente. Io effettivamente ce l'ho un po' un lamorio. Mi sento una cosa un po' stomaco. E mi sento una cosa in troppo frega di casa sta spappolata. E io nelle viscere qua, proprio un mulo di stomaco, capote. Moglie, senti un poco, ma noi già abbiamo mangiato. Adesso dobbiamo andare a letto. Ma che è sta cosa di a letto? C'è stata il carta bianca avanti alle due signorine. Ma te ne farà fastidio che andiamo a letto? Certo, per la partita, le ragazze non possono sentire, dai. Ma la signora ha espresso il desiderio di restare. Ma la signora si è dimenticata della parola. La parola che ho dato ad un amico per un appuntamento. Dottorino, e che marito tirando, fate il piacerino, restate. Sapeste Jenny come allegro a tavola. Chi è Jenny? Jenny è il mio fidanzatino, Gennarino. Ma lo chiamo Jenny perché è più chic. È più chic. Eppure non si direbbe, perché mo tiene un po' la faccia verde. Ma su, signorino Jenny, è più chic. Non abbiate paura. È passato. Io non tengo paura, io tengo tristi presentimenti, che è tutta un'altra cosa. Moglie, senti un po', andiamocene. Si fissa se sente male, io l'ho già visitato, Marito mio, e che fretta che tieni. Ma la parola? Ma si può venire anche meno ad una parola data. Allora hai deciso, restate. Sì, siete gente così allegra, specialmente il vostro fidanzato Jenny è più chic. Moglie, senti un po', non hai capito allora? Dobbiamo andare a letto. Dottore, ma basta, mo! E che diavolo? Ma che rei? Ora fastidio che andiamo a letto. Ma sì, ma state signorine oggi non sapete fatto su. Ma che cos'è? Abbiate pazienza. Vabbè, allora facciamo così, moglie, tu rimani qua e io me ne vado a letto. Insomma, basta. No, ma quando mai? volete? Quando Che mai? volete? Voi siete così simpatico, d'altronde. Sì, Sì, Fatemi è sentire. È vero, signorina. Signora, volete sapere perché è successo il fatto della spina? Sì, perché è successo il fatto della spina? Sì, perché noi mentre stavamo a tavola questo birichino doveva darmi un baciacchio. Non ho capito che vi dava. Mi dava un baciacchio. Volete vedere come si fa? Poi facevamo così mentre mangiavamo. Lui doveva farmi così. Un balcone, un baciacchio, un balcone, un baciacchio. Io avevo capito un bacio! Ma caro marito mio, questo giochino lo dobbiamo
Un boccone e un baciocchio, un boccone e un baciocchio. Va bene, comunque sì, restiamo anche noi. Bene. Insomma, basta. Basta, perché? perché io non sono la signora. 2, 3. La signora è la moglie del dottore e dobbiamo andare a mangiare. Ben detto, andiamo tutti a mangiare finalmente. Questa è la moglie del dottor Sagüetti. Signore, gentile signore, permette che dia il braccio alla vostra gentile signora. Ma puttana vero. Permettete? Signora, ma quanto piacere che ho avuto questa sera di conoscere. Veramente, ma sapessimo piacere che avete fatto voi a me. Ma io ho il presentimento che noi diventeremo grandi amiche. E dovete sapere il presentimento che ho io. Rimanendo qua tutte le giornate. Un'edizione straordinaria. Non si trova capo di un uomo decapitato. Andiamo, non si trova capo. Andiamo. Clarina, andiamo con noi. Cuoricino, ti aspetto, non fare tardi. Ma un momento col dottore. Sì, ciao. Cuoricino, Ce n'ha fatto di più. 1, 2, 3, socco. Assieme a posto vicino a te, va. Finalmente soli. La prima notte. Voi mi dovete spiegare che facevate a casa della signora Sagüetti e perché te ne disubiciamo voi? Ma io che cosa vi devo spiegare? Che vi devo spiegare? Se vi conto tutto, me lo faccio te. Sbottonatevi e vediamo a che cosa Va bene signore, io voglio fare una confidenza. Una confessione. Allora confessate. Tutte e due. Confessate. E siccome siamo tra gentiluomini, sono sicuro che quello che vi dirò rimarrà tra me e voi. Certamente, per tutte e due ce l'ha malvarina. Capite che c'è? Dite. Ebbene, io non sono un medico. E non mi chiamo Sagüetti. Io sono l'avvocato Callucci e ha già sfruttato 30 anni con gli a parola. Non mi vedrete mai più. Ma voi non vedi, ma voi state sbottonati. E che ci faceva a casa la signora Sagüetti con questo pigiama addosso? E si con conto me ne faccio Sì, io. signore. Allora, io mi stavo preparando bello per gli a parola. Va State bene? preparando? Bello. Normale. Bello per gli a parola. Quando sono stato interrotto da una telefonata. C'è un po' di... Voi mettete la penna dentro e poi dopo usate la carta. Di un certo notaio Sagüetti che mi voleva parlare di un'eredità. E capirete, ci sono tutte eredità, ma giuntata. E corro, va, che a chi trovo? A quella signora che stava prima qua. La quale, sapendo che il marito la tradiva, si voleva vendicare. Ha saputo che il marito la tradiva? E indovinato con chi? Con chi? Con me! No, possibile. Mi vuoi che i pazzi stanno ad aversa? E beh, allora. Io me ne volevo via, assolutamente tra l'intenzione non sta. Ma che non mi ha trovato quello, ma soprattutto se mi sa chiacchiera è successo lo scatafascio. E perché uno smette a chiacchierare? No, perché io tengo un brutto difetto, signore mio. Un difetto lo volete sapere? Certo, lo vuoi sapere. E muovo con due fattarella. Allora, quando io mi sono fidanzato con la mia ragazza, non tenevo esperienza. Insomma, non ero mai stato con una femmina. E mi iscrissi a un corso di sessuologia. Ci stava la dottoressa, mamma, lui mi era una cavalla. Niente di meno sono riuscito mai a vedere la faccia, mai. Non vi preoccupate, vi faccio fare una bella figura. Vabbè, e facevo sempre un esercizio. Da un lato di qua mi metteva un filo di spago e ci attaccava una 10 lire. Dall'altro lato mi mettevo un filo di spago e ci attaccava una 100 lire e qua c'entrava in un filo di spago una 1000 lire di carta. E l'esercizio faceva 10 lire, 100 lire, 1000 lire, 10 lire, 100 lire, 1000 lire, 10 lire, 100 lire, 1000 lire. Alla fine, quando detto ma fa l'esame, che la mattina già stava con sangue all'occhio, non avevo niente di più. 10 lire, 100 lire, 1000 lire, 10 lire, 100 lire, 1000 lire.
E l'ho detto tutto scullato, certi dottori, ma chi se ne fottono lo spiccio? Milolino. Avete capito, no? Perché che ne si butta in culo, si mette a chiacchiere e io tu mai culo. E da allora ogni volta che avevo una febbre di chiacchiere, un verda capa, avete capito? Perché la signora Sanguetti sta messo buono. Vabbè, sono volato. No, qui non ha uscito, io sta messo buono, ha gestito. Vabbè, ma sono volato. No, io ci toccare, da quella poca che c'è stata, ci toccare, sono volato, non è il era un caso. bel seno davanti, ma anche dietro. andate Insomma, avanti. alla fine è successo quello che è successo. E che succede? Milolino. La signora Sanguetti. Ma dove sei? La tua vita! Vai da Giannone, ma che fai? Chi sei tu? La tragedia, ma si deve scendere la tragedia. Non so per la tragedia. Perché mia moglie ha scoperto che Umano, era tradisce, Simone, capito? Simone. Ah, Ma che è successo? Fammi capire. mia moglie ha scoperto che era tradisce, chi si manda tutto fatto, assolutamente. Fallo ripetere, lo va a capire poco che la cena e prima che posso fare, tanta che c'è tutte cose, vai! Signore, Che sto in paradiso? ma qua paradiso, su, te ne vivo, forza. Un pazzo, dove sta? Un pazzo? Se n'è andato, però mi ha aiutato tutto fatto e mi ha fatto fare un sacco di sangue. Io da voi sto passando un sacco di guai. Però vi siete consolato bene con la signora Sanguetti. Ah sì, questo è vero, Quella è la signora Sanguetti è tanto amico della signora Castagna che io conosco. Dai, conoscete la signora Castagna? Ah, come no, sei questo là stasera. Non mi stai pure là. Questa è seduto fatto. Non vedo. Scusate, eppure la signora Castagna stavo con maritata tradisce. Che lo sape già parecchio. Eppure la signora Castagna stavo vendicando. No. Ah, meno male. Che lo sa vendicato già parecchio tempo fa. Ma che state dicendo? Che state dicendo? E ve lo posso giurare perché il lavante suo è un amico mio intimo e io ci presto pure a casa perché ho Ma come stai dicendo? A me per un minuto, potremmo aver dice che la moglie ma da dice con un amico suo. Ma da dice tutte cose. Farabutto, riprendi. Il nome dell'amante della Castagna. Ma chi siete voi? Chi siete? Io sono con la tua Sanguetti! E sono con marito della Castagna. Ma perché stasera non mi sprofondo? Il nome dell'amante della Castagna. Ah, marron glacé! Non da me! Io non faccio niente! Ah, tu non sai niente, non può parlare. Beh, io mi voglio a casa. La caberesima dette sta a casa. E se io vedo che mi tradisci con un amico tuo e che tu lo prendi a casa, si è morto. Cioè no, che piglia la pistola, tu mi avrà a casa. A giacire, non sto bene. Io mi va a pigliare la pistola e se io vedo che hai detto tu, io ti sparo, hai capito? Obbediente! Lasciala che mannaggia! Vada dentro, ma che sia solo un incubo, un piacere, un brutto sogno. E invece no, in realtà, vada te, ma perché non mi mandano fulmine in capo? Vada te, stai paziando. Professorino? Professorino? Ma noi stiamo aspettando, ma Jenny e Pepi, ma dove sono? Ma quale Jenny e Pepi avete trovato? Quindi dice un professore Sanguetti o Castagnaro? Ma cosa state dicendo? Ma Che sto professore, dicendo? ma vi sentite bene? Sto dicendo che il dottor Sanguetti non sono io, ma è il vostro caro Jenny. E chi là, da guaglione cornuta, Io sono Raffaele Callucci e ha aspettato 30 anni per gli andare a Roma. Ma professorino, vi sentite bene? E allora lo sento buono. Professore, ma quelli sono i fratelli Bonomo! Quelli là non sono buoni, ma che quando rompano. Avete capito? Uno è un professore Sanguetti e l'altro è un marito della Castagna. Sposati? Sposatissimi. Tutti e due? Tutti e due. E adesso me ne vado perché tempo che fa e non ne voglio vedere più. Professorino, io mi devo vendicare. Oh, ho già giurato! E andiamo, mi volete vendicare? Sì, e già che ci siamo, non perdiamo altro tempo, andiamo. Non perché poi, andiamo. Sarà di marmo, Marmuccio, sarà di creta. una cretina. E
vivo. Ah, e scusate, io ne tengo. Aspettate il vostro turno. Ma insomma, cazziamo, ci sentiamo, andiamo a qua, andiamo a là, ma mi parete tutto quanto pazzi, dai. Aspetta un attimo. Evelina, dove sta? Aspetta un attimo, non c'è. Evelina, dove sta? Non c'è. Dove sta Evelina? Non c'è. Che è successo? È stata tradita. È stata tradita, è stata offesa. Sì. A me la mamma, a spada mia. Aspetta, Osvaldo. Si era otturato il tubo del lavandino e l'ha preso l'idraulico. Che vergogna. Donna Evelina, no. Vaglia fuori, tirate fuori il nome. Mio marito, il dottor Sanguetti. Oz. Tuo marito? Sì, Condoglianze. grazie. Signora, ma perché siete vedova? A momenti. Lo ucciderò al primo colpo, sa. Aspetta. Osva, devi fare come hai detto a me. 1, 2, 3, sacco! Il colpo di Marà. Il coppo di Mustafa! Sì. E ditemi, quando ve ne basta? Mezza lama, una lama intera, 2 lame. No, mezzo metro, doppia altezza, grazie. Signora, Sarà fatto. signora, quello veramente lo uccide. Sì. Ecco, Certo, passiamo. e se non lo uccide lui, lo uccido io. A proposito, Osva, ma che ne sai, tiene una pistola, un pannone, una scimitarra, con cosa? Ci sarebbe il trombone. Oh, cacciato la concertina! Io voglio sparare! Voglio sparare! E venite nel mio studio, trovate tutto quello che facete. Però il primo colpo deve essere mio. Sì. Ma già sì. Sì, a me, lasciate mamma! Osva, andiamo! Andiamo! Ma ci ragione! Ah! Adozza! Chi le casa fa chiamare Sanguetti? Dove sta? Dove sta? Dottore, adesso basta. Basta. Lo sanno tutti quanti che lei è il dottor Sanguetti. Chi? Sì. Vabbè, è quello che sa fare Adozza. Sta di là, Ah, sta sì? di là. E dove sei venuto? E Evelina, quando ha saputo che voi l'avete ingannata, Sì. vi ha tradito con un altro uomo. Poi il conto li va a buttare in casa, conto lì. Sì. E non la tua. Qui, era che là, era là. Era chi? Era l'avvocato Callucci. Quello, è prima mia moglie, e poi la chiama. A dove sei venuto? Che? Dove sei venuto? Non lo so. Dove sei venuto? Non lo so. Dove sei? Ti voglio la penna Non lo in so. capo, Non lo so. Dove Non lo so. sei venuto? Non lo so. Dai, attaccati, Non lo so. io non c'è, io va che dai là, poi spara pure a te, faccio vedere, andaccia! Chi voleva accendere con un fioretto? No, una tragedia. La fidanzata vostra che telefona per te. Lo so, che non può venire, si capisce? Va buoni, ma pigliano un vestito e una camicia che c'è da parole, Va bene. è buono! Sì, domani mi metti i pattini, va bene? Ti rimetti chi ci sta, lì? Bravo, siete venuti a fare amore, che bella capa fresca, Caterina! Fa amore, Raffaele, fatti chi sto bello vuoi? Chi lo marito ha saputo tutto cosa. E che ci posso fare? Poi vorrei che c'era qualcosa pure a te. Sono state le circostanze, io che ne sapevo.
Raffaele, guarda un'altra parte. Hai ragione, io c'è da parola, hai ragione. Anzi, fa una cosa, giù, telefona una fidanzata a me e dice che l'avvocato Gallucci, no, il dottor Sanguetti, no, a chi sono, l'avvocato Omieri, ma che sei tu? mi gira che non mi ricordi più, come un grincello che ci fatto tardi con un contrattempo, ma va capire, va. Non ti permettere i danni. Guarda là. Sì, guarda là. Niente da fare, non c'è linea. Ah, non c'è linea, non c'è linea. Quando ha chiamato che la mezza pazza ci stava lì, sto delinquente e me che me l'ha visto. Qui, a posto. Caffè, è meglio che la signora non si espone. Fai buono, è meglio che busco su lì, a giocare via. Aretta, calmati, lo affronto io a tuo marito. A mio marito? Ma come non porta mio marito? A me non portarci pure per l'orecchio. Avvocato, c'è la vostra fidanzata. La fidanzata mia? È chiaro che non mi ha visto venire. Va buono, falla tra sì. Fammi mettere un po' in ordine, caga su tutti scuccica. Ecco qua, sto meglio così. Amore, vieni! Buonasera. Maronna mia, buio! Ma che c'è un seduto da qua? Per entrare ho detto che ero la vostra fidanzata. Maronna mia, signore, ma io non ho capito, ma che male faccio fatto che mi perseguitata così? Avvocato, vedete questa bottiglia? Amico. La vedete? Guardatela bene, avvocato. Qua c'è sta coppa. A Cabasci, che chi c'è sta coppa? Avvocato, una cave morta. La cave morta? Sì. Io mi avveleno qua in Maronna casa. mia! Ma lascio cadavere, mi canta e roi, stiso lungo. E quanto è lungo questo cadavere, signore? Bene i guardie, bene la polizia, bene le pompieri, bene la folla, un sacco di gente, bene nei carabinieri, bene nei vigili urbani. Ah no, i vigili urbani no. Perché? Perché curate mai visto un vigile urbano? Ah, che sia vero, non si vedono proprio. Bene, mi fanno l'autopsia e mi arrestano. Maronna mia, signore, ma voi che volete a me? Che voi? Avvocato, io a mio marito gli voglio bene, l'ho sposato per amore. Cacitemi la carica, facetemi scusa pure a me. Sì, lui mi tradisce, è vero, ma io ho avuto una reazione troppo forte, troppo, e che diamine pure io. E io ci dovevo pensare bene. Eppure voi, avvocato, pure voi, ma perché tenete il telefono? È quello che dico pure io. Se voi non avevate il telefono, io ci dovevo pensare, ne dovevo trovare un altro, nel frattempo mi calmavo e non lo facevo più. Ma voi avete fatto il guai e voi me lo dovete piangere. Cazzo, ma prego, vuoi l'ha già fatto io? E si capisce, certo, siete la causa involontaria, ma sempre la causa siete stato. Quindi, mo avvocato, dovete solo affrontare mio marito. E come l'ha già affrontato? Come non me l'avete affrontato? L'avete affrontato. Però sia ben chiaro, l'avete affrontato, ma vada a fare lei, non lo so, che ne so. Dovete essere serio, dovete essere cattivo, dovete essere drammatico. Ma che dici? Avvocato, sapete fare sceneggiata? Ha sceneggiata, c'ha sceneggiata. Avvocato, sapete fare sceneggiata? Ma quando mai ha fatto mai sta sceneggiata? Avvocato, sceneggiata, sapete fare sceneggiata? Non la so fare la sceneggiata. Carmine, con copione stavi scritto fare la sceneggiata. Ma che la miso un regista per far bene un poco per Ma l'uomo? se non ci va, quindi la fai e basta. Ma grazie a tu sì. Facci una sceneggiata. Avvocato, ma dovete essere duro. Sì. Drammatico. Sì. Sapete fare sceneggiata? Sì. Zan 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 zan. Zan zan zan. Felicissima sera. A tutti questi signori croatani. No. E che si ha sceneggiato? No.
dai, ma pleno! Zan zan zan. Felicissima sera! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Ma che pazzo stai? Io sono una scanzona! Vostra moglie è una santa! E vi giuro che pagare mamma mia! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Io non l'ho toccato manco con un rito! E vi giuro che pagare mamma mia! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Dottor Sangue! Sono venuta a affrontare la morte! Buia! Ma vi da sparare! Dottore! Sparatemi! Dottor Sangue! Sparatemi! Dottor Sangue! Sparatemi! Sangue è nata l'udienza. E questo lo sa sceneggiare. E questo mi parola da Gianni. Ma è stato buono che la cosa. Ma non dico fai, vabbè, ma volete per asciugare, per mi andare lungo. Accucciate e allargate, accucciate e allargate. Accucciate e allargate. Per la gente, la folleggera, la polizia, per la guardia di finanza, per la polizia, per i pompieri, per i vigili urbani. No, i vigili urbani no. E perché? È la verità che non ce ne sta. Ah, già, arrestano, ma fanno la doppia e mi arrestano. Mannaggia capo vostro, signor, mannaggia, ma come ci fa con voi? Avvocato, voi dovete riparare, ma zitta, dovete affrontare mio marito, non abbiate paura. No, e chi deve paura? Avvocato, mo dicite, ma dove posso nascondere? Nascondetelo là, voi, mannaggia capo vostro, pure Marietta Castagna. Così bene mio marito, la raccomando. Zan. Avvocato, fuori c'è vostra suocera. La suocera? Vostra suocera. Ah no, questo è troppo. È troppo. E che ne è suscitato tre morti questo? Vabbè, prima chi è? È permesso? Prego, chi siete? Avvocato, perdonatemi, avevo un urgente bisogno di parlarvi. Sì, Ma non mi voleva fare entrare. Ha chiesto se fossi vostra suocera. E ho detto di sì. E chi siete invece? Sono la vedova Cianciulli. Ah, siete cinese? No! Cianciulli. Ma tutto attaccato. Ah, tutto attaccato. Signor, scusatemi, siete venuti proprio in un brutto momento. Il tempo che faccio è andare... Dove vuoi dirigere, Montemagno? Ma già a fare la camminata? Una passeggiata. Avvocato, ho urgente bisogno di parlare. Se non trova Marietta, faccio un macello. Pronto, Callucci? Ah, siete il fratello della signora Sanguetti! Venite a verla a pigliare! E presto! Sì, mi aspetto, non mi preoccupate, mi aspetto qua! Va buone, Ah, non si voleva che la mesa pazzana! Rosina! Dite. Dire che più tardi viene un fratello della signora Sanguetti, lo fai tra sì! Va bene. Ci lo stavamo dicendo, è una brutta giornata, sto nervoso, signor. Avvocato, permettete che mi seguo. Segui? Oh. Avvocato, Sì. come potete notare, sono a lutto. Ah, è stato a lui. Mio marito è morto. Ah, è morto. E i parenti vogliono estromettermi dall'eredità. Ma signora mia, ma questo pure, ma voi che volete? E se voi non mi consolate, Eh, io come faccio a dormire? e
faccio tanto, signore, non faccio tanti. Io va che presto. Avvocato, sapete cosa pensano di me? Che pensano? Dicono che sono stata una moglie infedele. Sapete cosa dicono della vedova Cianciulli? No, che dicono? Mi chiamano la vedova Cianciosa. Ah. Perché mi festeggiavo con tutti quanti. Voi siete la vedova cianciosa, Sì, io. Ah, signore, io non in questo momento non posso ammirare le vostre bellezze. Magari un altro giorno. Quale altro giorno? Quale altro giorno? Avvocato, pensate anche voi che sia una moglie infedele. Che vergogna! Che vergogna! Vorrei essere tanto come la signora Sanguetti, come la signora Castagna. Le conoscete? Siamo molto amiche. Sapete com'è? Da quando mio marito è morto, non sono uscita più di casa. E che ci faceva mia È sempre con cambiamo un pezzo mai signore. La Marietta Castagna è tanto amica mia. Ah, sì? Sì, se solo sapessi dove sta, io ne parlerei con lei. Avvocato, dove posso trovarla? Sì, io non posso dire niente, non voglio dire niente, non voglio fare niente. Anzi, sapete che faccio? Prima che voi che me lo vaga, Ho capito, non mi volete aiutare? Come sono sfortunato! No, signora non piangete! E come faccio a non piangere? No, signora, non piangere! Pezzi! No, non piangete! Se io prima faccio un danno, cominciamo da volte, in già faccia, 3 volte! E stai urlando delle femmine vendicative! Aspettate, asciughiamo questi occhioni belli, Grazie, grazie. Facciamo una cosa, alziamo la veletta. No, avvocato, ma che dici? Non può niente, il mistero mi attira, la veletta. Avvocato, ma cosa dici? Ma che bei capelli che avete, signore, che bei Avvocato, capelli. ma pensate anche voi che sia una moglie infedele? No, per carità, signore, guardate, per me voi siete bella, guardate le mie mani come tremano, non so dove metterle. Nientadella. A dove? Tasca, avvocato, in tasca. Madonna, la vedova cianciosa. Cianciulli, No, non presi di cianciosa. Avvocato, ma che cosa vi siete messo in testa? Birichino. Ma cosa volete da me? Birichino. Non mi piace, ma mi chiamo Birichino. Sono una donna onesta. Ma vieni, ma chiacchiera da Pensa scema, che c'è a fare? Perché voi mi maltrattate sempre! Ma che? Ma, chiacchiera da voi! Chiacchiera più forte! Sono guarito! Non mi fa più che le vero condicente, non basta uno shock e se leva tutto cosa la vita. Guarda una mezza scemi che ha fatto, va. Che c'è, che vuoi? È venuto il fratello della signora Sanguetti! E fallo ora sì, ah. Va bene! Che? Voi? Buonasera. Mia moglie dove sta? Non lo so. Mia moglie dove sta? Non lo so. Mia moglie dove sta? Giuro che non lo so. Vabbè, non vi preoccupate, questo non è per me. Se vedete a mia moglie, dite che non avessi paura, perché a me non mi vedrà più. Ah, partite, Sì, per un lungo viaggio, un eterno viaggio. bravo, ero io. Spara, allora. Ma che siete pazzi? Sì, no, beh, siccome non mette voi sparate, non voglio più. Così va come un galera. Dove io sparo qua, da casa vostra. Madonna mia, quanto è morto dai casa? Grazie,
o cadavere mi adesso accanto a lui. Sapete che pericolo? Per un sacco di gente, per la polizia, vengono i carabinieri, vengono i vigili del fuoco, vengono i vigili urbani. No, i vigili urbani non vengono. Perché non si vedono in giro. Non c'è lì addossato. Ah, sì? Se non parla che ha fatto tutto a me, non mi preoccupare. Non mi interessa. Dove mi sparare dopo. No, non mi voglio sparare. Non mi spari, cavolo. Hai sparato. Andate a buio io. No! No! Gianno! Titi! Gianno! Titi! Gianno! Titi! L'avvocato ti deve parlare! Io! Parla! Ah, lasciare già. Parla! Io sono un avvocato e non sono una scazzona, sono un signor avvocato. No, signor avvocato! Sentite a me, non mi mettete Io sono un signore avvocato, non sono un mascalzone. Io sono un signor avvocato e non macalocazzone! Ma questi? No, vostra moglie era santa, non giuro un coppo cuore, mamma mia. Vostra moglie fa la sarta e vi giuro un coppo cuore, mamma mia! E moglie, ma dove sta? Vostra moglie era santa, può stare in da chiesa, ma giuro un coppo cuore, mamma mia. Vostra moglie fa la sarta e sa fare in da chiesa! Vi giuro un coppo cuore, mamma mia! È una santa e il suo cuore pulsa ancora. È una santa e il suo cuore puzza ancora! Ma moglie, ma dove sta? Vi giuro che non l'ho toccata nemmeno con un dito. Goppo cuore, mamma mia. Sempre cuore, mamma mia! Vi giuro che non l'ho toccata nemmeno col prurito! Goppo cuore, mamma mia! E il suo cuore pulsa. Ma da voi, da fritte già No, capuzza! la capisci? Pupù! Ma che fa, mia moglie? Che ne E sai? poi che Dai, ne sai? te. Ma perché mi... Ma questi? No, adesso avvocato, sparate, dottore, sparate, ve lo giuro un coppo cuore, mamma mia. Se non ci credete, vi giuro un coppo cuore, mamma mia, sparatela! E perché fate a sparare a me? Ma moglie, ma dove sta? Va buono. Se voi state così, sparate. Sparo veramente. Io sparo a chi? No, Giannano! Titi! Giannano! Titi! Giannano! Titi! E non posso permettere che sto povero uomo, Ma io sono avvocato, povero. che sto povero Alla uomo volta. passa due per colpa mia! Giannano! Titi! Giannano! Titi! Quello che ha sbagliato sono io! E fate favore, che io ti voglio bene veramente! Io m'avveleno! Maronna, è venuta pure in da casa mia! Titi! Oh, è come morire o no? Titi! Titi! Oh, mamacina, no! Giannà, grazie! Giannà! Titi! Giannà! Titi! Com'è brutto! Titi! Giannà! Com'è brutto! La fai mettere paura! Com'è brutto a morire! Titi! Titi! Giannà! Titi! Voglio dicere una cosa! Sì, Titi! Fai schifo! Tu mi tradivi! Titi, non te lo vedi! Mi tradivi con Evelina! Giuro troppo cuore, mamma mia! Io accompagnava insieme delle vache a me! Non giuro troppo cuore, mamma mia! È vero, papi! Sì! Non giuro un coppo cuore, mamma mia! Grandissimo farabutto! Ah, tu stai per qua? E che ci fai combinare che Te stamattina? facci una quella roba davanti alla morte, passa tutto in secondo piano. Giannà! Giurami che se per puro caso io dovessi riprendermi,
Giurami! E che sto fatto? Non parlammo più! Didi! Ce n'ho! Didi! Ce n'ho! Didi! Ce n'ho! Non ci vedo poco che mamma mia! Che non ne parliamo più! E non poi! No, no, no. E non poi! Senti me. Che passa? Chi sia un caffè Borghetti, la giovinata come lei. Oggi sbagliato a tutti. Ecco pure da me, oggi sbagliato. Giorno. Didi! Giorno. E che grazie a questa pistola è una pazziella, si deve avere da sparare, capito? Giorno, allora mi hai Didi. perdonata. Didi, dai, ci perdonati, E adesso Anna fa pace pure Marietta e A me Peppino. me ne fotte proprio. Mai, io non la potrò mai perdonare. Tu a me! Si capisce? E io ho saputo che tu mi tradivi e non potendo renderti la pariglia, perché io sono troppo onesto, giuro troppo vuole mamma mia. Te l'ho lasciato credere. Ma siccome pensavo che non mi si credesse, l'ho fatto con un uomo che non desse alcun sospetto. Prego, signor Giulio. Buonasera. Che cazzino la tenere femmina! Buonasera a tutti. Ma mi sta aspettando bello e mi vicino tu. Cioè, Raffaele, sei sempre più bello. Marietta mia, perdonami. Ti giuro che un po' cuore, mamma mia, non ti ho tradito. Sì, Perdono. ci perdoniamo tutti e due, Ci sì. perdoniamo tutti e E due. E intanto tutto quanto vi siete perdonati e io sono giurato la parola. Però, si è fatto pure tardi, facete sì. la cosa. Telefonatela. No! Il telefono non lo userò mai più. Ma che invenzione diabolica che ha fatto sto Meucci? Ma voi avete capito? Pensate si sta parecchi tra sestrinti e case di tutto quanto. Wow! Perché succede? Li chiama a te, li chiama a me, li chiama a chi l'altro, chi si chiama S e si saranno un appuntamento. Chi si chiama S e S non è S. Quando si incontrano che fanno? No, ho sbagliato numero. E si che lo si mette a piangere pure spiacere. Che facciamo? Facciamo 1000 lire. Oh, sarebbe proprio la fine della pace domestica. Ma io sono sicuro che a sto telefono non va innanzi, no? È un'invenzione che non mi vera. Eppure stai pensando una cosa. Facciamo pure che mi vera questo telefono. Facete conto che andassero da Cusarella con me che stai. Avrete. Si avventano, sarà la rovina per tutti. Sarà lo strumento che ognuno si può mettere a rovescio. Chiudere i dammi, senti, chiudere in sacco, chiudere in un ciubbino. E come lo porta fuori? Ma non ci staccheremo mai, Gordilla a cangoppa. Ate che telefonare, caso viene a sapere tutte le cacchie. Non ti dirisci giù le bugie, moglie vostra. Va bene, una cangoppa, e voi non lo sapete mai. Pure siate in tuo gabinetto, sanno che stanno in tuo gabinetto. Ma voglio capire che femmina. Con l'atto piccolo si assettano e fanno che due mani. E l'uomo come fanno? Così. E che bisogna? Vabbè, ma sarebbe proprio colpi, sarebbe proprio una cosa di fantascienza, proprio. Penso che non succederà mai. Però sapete che brilla? Io voglio andare oltre. Facciamo una cosa. Pigliate sto cusariello, io. Tanto sacci con dritto, pigliate. Pigliatelo, non vi dico niente, non sacci con dritto. E facete così, io come faccio? Appicciate la luce. Guarda là, wow. Che magia, che bello, che bella soddisfazione. Questo sì che è bello, guarda là, wow. Bravi, come tante candeline al vento. Questo significherebbe che lo spettacolo vi è piaciuto, che è stato un grande successo. Ma che si chiusa? Sarà fatta si chiusa quando accadrà questa cosa. Facete una cosa, usate sto coso, usate come posso pure io, Noi siamo gente allegra, gente di una volta. Se lo spettacolo vi è piaciuto, a noi non ci serve questo strumento, a noi ci serve un forte applauso da parte vostra.
più cose. Avete fatto l'applauso. Ah, e se per caso non vi è piaciuta, peggio per voi che siete venuti, eh.